E qui con noi questa sera Raffaele Padrone di FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie Tania, grazie ai telespettatori. L'argomento che volevo toccare oggi era un po' il disagio giovanile che si è manifestato, si manifesta insomma quasi quotidianamente in modi diversi. Visto che lei è anche stato con il ciclismo nelle scuole, ha visto qualcosa anche a livello di bullismo, comunque come si pongono i giovani scolari insomma? Guardi, l'argomento è interessantissimo e delicatissimo. Sì, in effetti Pordenone alle cronache dei giornali, insomma, ci sono stati, lamento che ci sono stati questi episodi, ci sarà un incontro anche con il prefetto e con chiaramente le istituzioni. Parliamo di un argomento, ripeto, delicatissimo, che era portato a quello che era una volta, cioè la distinzione tra la presa in giro che esiste, che è sempre esistito, a quella del bullismo invece, che si trasforma poi in cyberbullismo quando parliamo di internet, e diventa un argomento serio, delicato, che la Polizia di Stato ha sempre trattato proprio nei casi poi che si sono verificati non solo a Pordenone ma con una gravità particolare in altre città d'Italia, dove veramente abbiamo visto in filmati pestaggi per un cellulare, pestaggi per una sigaretta, pestaggi per un rifiuto a un saluto. Quindi bisogna fare distinzione, ripeto, a quello che è questo e quello che sono le semplici prese in giro. Come si può prevenire questo, diciamo, portarlo allo stato estremo, quindi? Guardi, io come diceva lei sono stato nelle scuole primarie a Pordenone per 2 mesi e mezzo con l'attività sportiva, l'attività motoria, insegnando ciclismo, i primi approcci che un ragazzo, che un bambino ha con la bicicletta. E io ho notato effettivamente 2 cose, che innanzitutto non è come si dice che non c'è la socializzazione o l'amicizia tra i ragazzi. Ho visto che questi bambini si aiutano, questi bambini hanno l'attenzione se un bambino ha un colore diverso di pelle. Devo dire la verità, in queste scuole che ho frequentato ho notato questo, però voglio dire che da qua a divenire quando parliamo di bullismo diventa una cosa sociale veramente grave. Lì anche io ho visto delle sentenze dove le insegnanti sono state denunciate, accusate perché il primo acchitto avviene innanzitutto nella famiglia, perché bisogna controllare i ragazzi se non hanno avuto, se hanno questa non chiara volontà di frequentare gli amici, di andare a scuola, di andare in classe, quindi porre attenzione magari anche a delle particolari che ne so, lesioni sul corpo del bambino, ma soprattutto le insegnanti sono state, hanno chiaramente colpa vigilante se viene a mancare l'attenzione di questo, perché il bambino passa più ore oggi in aula che a casa, certo. Perché con questi orari ho visto che i bambini stanno lì dalle 8 alle 5 del pomeriggio, 4 e mezza del pomeriggio, quindi diciamoci la verità, i bambini non sono più come quelli di una volta che andavano all'asilo o a scuola e tornavano a casa. Oggi le 1000 attività portano il bambino fuori di casa, quindi l'attenzione sì degli insegnanti ma anche nei genitori. È una, dicevo, all'interno della nostra società è una piaga, ecco, chiamiamola così, piaga perché esiste, molto delicata. Direi che può portare alla costruzione invece, come diceva lei nella sua domanda, a una degenerizzazione, del portare che ne so, alla costituzione di piccole bande
Sì, quelle che si chiamano baby gang. Baby insomma. gang, e quindi queste, poi da lì è un passo diventare delinquente, da lì è un passo, ecco, veramente finire in qualche casa circondariale per minori. Certo. Dispiace sempre perché parliamo di minori, quindi io credo che l'attenzione prima nei genitori, poi negli insegnanti, che sono quelli che effettivamente, come dicevo prima, purtroppo guardano e vedono i bambini per tante ore. Io mi auguro che a Pordenone non ci sono stati, è vero, dei pestaggi, anche l'educazione deve essere posta dai genitori e dagli insegnanti proprio nei bambini disabili. Nei confronti dei bambini disabili dobbiamo raccontare ai nostri figli come ci si comporta, perché se un bambino non è normodotato e non ha la possibilità... Una forma di autismo, immagino si riferisca al pestaggio. Esatto, mi riferivo a questo pestaggio, quindi dobbiamo insegnare l'educazione ai bambini, il rispetto verso le persone adulte. Guardi che io proprio, e concludo perché veramente è un argomento molto lungo, molto delicato. Io insegnando mi sono reso conto delle risposte che danno questi bambini, cioè da lasciarti a bocca aperta. Cioè, voglio dire, una volta non dico il maestro, ma l'adulto era rispettato, non c'è più rispetto verso le persone adulte, al di là che adesso ti chiamano per nome, maestro Raffa oppure solo Raffa, ma è piacevole. Ma attenzione, è un passo a non insegnare educazione, è un passo, ripeto, a questa formazione di questi gruppi che potrebbero poi sfociare veramente nella fedina pedale di un bambino che poi diventa chiaramente maggiorenne. Certo. E sappiamo come funziona le nostre carceri, lo sappiamo, non c'è una rieducazione al sociale né degli adulti, figuriamoci dei minori. E poi diventa veramente difficile, Tania, tornare indietro e rimediare agli errori dell'infanzia. Quindi facciamo maggiore attenzione come genitori, facciamo maggiore attenzione come gruppo insegnanti, alle forze dell'ordine, gli uffici delle squadre per i reati dei minori ci sono, andiamo a parlare subito con i colleghi delle squadre degli uffici dei minori per chiaramente risolvere, eventualmente cercare di capire, di vedere se effettivamente le cose non vanno come devono andare per il verso giusto. E avremo modo di tornare sull'argomento. Intanto grazie a Raffaele Padrone per essere stato con noi. E speriamo che non ci siano e non si verifichino più atti, ecco, di questo tipo. Certo. Grazie. Grazie a voi. Sacile e Pordenone sono tra i comuni più virtuosi in regione in materia di sostenibilità ambientale ed energetica. Il capoluogo della destra Tagliamento si è aggiudicato il primo posto agli Energy Awards del Friuli Venezia Giulia 2022, un salto di qualità rispetto al 2019, ha detto l'assessora all'urbanistica Cristina Amirante. Vediamo il servizio.